Sindaco Cereserri, in questi giorni si stanno rincorrendo sui giornali, sui social, notizie in merito al degrado cittadino per quanto riguarda la sicurezza. Dei casi che hanno riguardato aggressioni in pieno centro, proprio anche davanti al municipio, e anche si parla di una specie di regolazione di conti tra bande. Cosa sta succedendo in città? Qual è il punto della situazione, Sindaco? Beh, dalle informazioni che abbiamo noi per questa situazione, che certo preoccupa i residenti, le attività commerciali di somministrazione, eccetera, ci sono due dimensioni da considerare. Una è locale, cioè con l'abbattimento di alcuni edifici che è avvenuto 10 giorni fa, in qualche modo si sono modificati degli equilibri che hanno portato a una serie di regolamenti dei conti che probabilmente non sono ancora conclusi. E poi c'è una dimensione invece territoriale per cui queste vicende hanno dei collegamenti, possono avere dei collegamenti con quanto avvenuto anche in comuni vicini, in particolare mi riferisco alla zona di Mestre e alla zona di Jesolo, dove stanno avvenendo delle importanti attività di controllo e repressione da parte delle forze dell'ordine. La sintesi di questi episodi è quella che ha portato sabato notte, ultima puntata, appunto alle faccende che poi hanno avuto gli onori della cronaca. È chiaro che è una situazione non accettabile, per la quale non siamo in grado di scendere e non vogliamo scendere a compromessi, tra l'altro in un momento in cui abbiamo potenziato una serie di misure, quindi l'avvio del terzo turno in orario serale notturno, il potenziamento anche del sistema di videosorveglianza che ci aiuterà a individuare anche i responsabili dei fatti recenti, e anche l'avvio del servizio di vigilanza ad opera di un'agenzia privata che sta intervenendo nelle giornate in cui non è presente il terzo turno. Ecco, su questa questione, la questione Ranger, che potere hanno queste forze, chiamiamole, di controllo? Beh, innanzitutto un potere di deterrenza, e quello che noi abbiamo visto in questi giorni di attività, attività che è stata anche apprezzata poi dai residenti e dalle attività di somministrazione, è che questa pattuglia, che tra l'altro spesso si fa accompagnare da un pastore tedesco addestrato, Luna, che è stata appunto preparata per svolgere questa attività, laddove loro ci sono è chiaro che non ci sono, almeno non sono stati segnalati situazioni, diciamo, di disagio. Loro sono e operano in stretto collegamento con le forze dell'ordine, per cui in qualsiasi momento la loro presenza e la loro segnalazione consente anche di chiamare i carabinieri o la polizia locale per quelle volte in cui c'è anche la loro presenza. Il comune e le forze di polizia che poteri hanno nel caso vengano riscontrati, vengano fermate delle persone solo di allontanamento? C'è anche una lacuna legislativa nazionale da questo punto di vista per intervenire? Sicuramente ci sono dei limiti nel momento in cui molte azioni di ferma e poi anche di segnalazione delle persone si risolvono in un nulla di fatto, perché poi non hanno la conferma di un arresto o di una detenzione. In altri casi invece, e su questo confidiamo di poter portare a casa dei risultati a breve, c'è la possibilità di misure più severe, giustamente, che possono essere anche un deterrente per quanto riguarda comportamenti simili. Quindi c'è un'autorità di pubblica sicurezza che ha la responsabilità di garantire il controllo coordinandosi con anche la polizia locale e quindi anche con le risorse che riesce a mettere in campo il comune, anche se per la dimensione che ha San Donà di Piave, quindi quasi 42.000 abitanti, il personale dovrebbe essere sicuramente rafforzato, quello di polizia locale, e portato almeno a 42 agenti, quando invece adesso sono meno di una trentina. Qualche giorno fa qui in comune ha ospitato il questore. Cos'è emerso dal vostro incontro, Sindaco? Ma intanto ha chiesto riservatezza su alcune indagini che sono ancora in corso e che avranno degli sviluppi, diciamo, nelle prossime settimane, sulle quali poi faremo il punto appena possibile e appena ci saranno tutti gli elementi che consentono di farlo. Ricordo che la settimana scorsa un'operazione importante, diciamo, di polizia ha riguardato la città di Jesolo, e anche questo collegamento a cui facevo riferimento prima è perché tipicamente nel periodo estivo cala
cala la tensione nella città e si sposta sulla spiaggia, e quindi dobbiamo prepararci anche a quello autunnale. Ecco, lei faceva riferimento alla grossa operazione con gli 11 arresti di spacciatori a Jesolo. Anche a San Donà si parla comunque di brutti traffici, questo però non va mai dimenticato, è legato anche però alla domanda degli stupefacenti che c'è in città, quindi è anche un problema sociale di fondo quello che si trova, quello che si riscontra. È sicuramente un problema sociale e oltre la repressione non va trascurata questa dimensione, perché noi possiamo mettere in campo forze dell'ordine per, tra virgolette, ripulire la città da alcune situazioni, ma queste in realtà non vengono risolte, bensì spostate. Il tema di ragazzi, anche giovani, che cominciano fin dalle età adolescenziali a far uso di sostanze rimane una grande priorità. Sono ragazzi che spesso non si capisce le famiglie se sanno che cosa fanno, dove si trovano, come si comportano, quindi c'è un'assenza anche delle famiglie in questi termini, visto che rimangono all'aperto fino a orari notturni anche di notte fonda. Quindi è una dimensione che non va trascurata, come stiamo facendo collaborando insieme alle altre realtà educative del territorio, dalle parrocchie alle scuole, all'azienda sanitaria, anche alle associazioni sportive. In ultima battuta, Sindaco, da oggi per il futuro il Comune cosa intende fare per cercare di risolvere tutte queste problematiche? Beh, le misure diciamo di rafforzamento dell'attività di polizia sono quelle messe in campo e lo si vede nel momento in cui, quando c'è la presenza di personale, queste cose non avvengono. Quindi noi non arretreremo di un passo rispetto a quello che abbiamo già deciso di fare, stiamo continuando a fare, integrando poi l'attività anche di ispezione e indagine con le altre forze dell'ordine. Proprio in queste ore sono in corso delle attività di verifica di quanto le videocamere hanno rilevato, perché si possa arrivare all'identificazione delle persone.